Morto a 11 mesi all'asilo nido di Paese, 3 maestre indagate per omicidio colposo. Giovedì l'autopsia, i genitori del piccolo: non puntiamo il dito contro nessuno, ma vogliamo la verità. Alessandro era sano. Violenta aggressione durante una festa tra giovanissimi organizzata in Forte Cosenza, Favaro Veneto. I ragazzi aggrediti e picchiati da una ventina di coetanei stranieri. La rabbia del presidente di municipalità: servono pene severe. Da Jesolo a Venezia fino a Chioggia, controlli a tappeto della finanza tra agosto e settembre. Trovate 76 strutture turistiche abusive tra case vacanze e B&B. Maxi evasione fiscale, multe per 675.000 euro. Prometteva di allineare le vertebre con la sua energia, ma non pagava le tasse. Operatore olistico bellunese di 68 anni scovato dalle fiamme gialle a Tricchiano. Prezzi scontati o bloccati per 3 mesi contro l'inflazione nei supermercati che hanno aderito all'iniziativa del governo, ma non tutti lo sapevano. In alcune città non erano ancora pronte le etichette da applicare ai prodotti. Emergenza abitativa a Padova: gli studenti universitari tornano in tenda e dormiranno per una notte davanti a Palazzo del Bo. Intanto la rettrice Mapelli annuncia nuovi posti letto entro il 2025. Un minuto di silenzio, poi l'applauso commosso ieri allo stadio Friuli di Udine, prima della sfida Udinese-Genoa, la commemorazione delle vittime del Vajont e il ricordo dei 7 giocatori del Longarone che persero la vita in quell'immane tragedia. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Prima di incominciare con i servizi, come sempre vi sottoponiamo il quesito del nostro sondaggio di questa sera che vi proponiamo da oggi. Spesa con bollino anti-inflazione, avete risparmiato? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Come sempre poi l'esito nel corso di Ring stasera in prima serata su Antenna 3. E dunque la cronaca: sarà effettuata a metà settimana l'autopsia sul bimbo di nemmeno un anno morto venerdì scorso all'asilo di Porcellengo di Paese nel Trevigiano. Nel registro degli indagati iscritte le 3 maestre presenti nella struttura. Non puntiamo il dito contro nessuno, ma vogliamo la verità, dicono i genitori del piccolo. La frase è stata: noi vogliamo la verità, sapere cosa è successo. Quindi dopo si vedrà che cosa sarà accaduto, cosa meno, non importa, sapere quello che è avvenuto, quindi la verità. L'avvocato Giorgia Canal ha incontrato i genitori del piccolo Alessandro Izzi. Nella mattinata Kevin e Laura sono ancora sotto shock e per questo seguiti dagli specialisti dell'ULSS 2. Da venerdì pomeriggio, da quando il bimbo è stato ritrovato morto all'asilo nido di Porcellengo durante il riposino pomeridiano, su di loro è calato il gelo, un dolore profondo e tanti interrogativi. Nei genitori, nella sottoscritta, puntiamo il dito contro nessuno, questo deve essere un principio base e fondamentale. Giustamente i genitori vogliono sapere che cosa è avvenuto a un bambino che è stato portato la mattina sano, in regola, a una scuola, all'asilo nido, e che poi non è più tornato a casa. Quindi mi sembrano anche delle risposte legittime che si debbano dare a dei genitori. Sì, il bambino era sano. Il venerdì mattina è stato portato a scuola, era tranquillo, tutto regolare, e quindi per questo vogliamo sapere qual è la verità. E per arrivare a questa verità la procura ha disposto l'autopsia. Il conferimento dell'incarico avverrà giovedì mattina. Lo stesso anatomopatologo Alberto Furlanetto ha chiesto di essere affiancato da uno specialista dell'età pediatrica. Spesso in questi giorni si è parlato di morte bianca, la sindrome della morte in culla che colpisce i lattanti sotto l'anno di vita. È il momento delle ipotesi. Nessuno di noi ha certezze, non possiamo avere certezze. Sicuramente l'autopsia viene disposta proprio per poter avere delle risposte e quindi delle ipotetiche certezze, perché non abbiamo mai la certezza di nulla. Ma il fronte delle indagini è duplice. La stessa Procura della Repubblica, guidata da Marco Martani, conferma l'iscrizione nel registro degli indagati delle 3 maestre presenti all'interno della struttura al momento del dramma, 2 educatrici oltre alla responsabile. Si tratta, spiegano da Palazzo di Giustizia, di un atto anche a loro garanzia. Sotto sequestro sono finiti la culla, lenzuola e cuscini, sigillata la stanza. Bisogna capire se il piccolo sia stato sorvegliato con tutte le cure del caso. Come abbiamo detto all'inizio, non puntiamo il dito contro nessuno, ma perché non abbiamo elementi. Qualora ne sorgessero, allora sarà diverso, ognuno risponderà delle proprie responsabilità, ma se non dovessero essercene, ovviamente. Quindi siamo veramente in una fase delicata, anche nell'ottica di attendere quelli che possono essere i risultati dell'autopsia.
Malore fatale alla guida invece per un 60enne padovano morto in un incidente stradale a Casaglia in provincia di Ferrara. La vittima è Franco Giusto, cacciatore padovano che stava tornando a casa con un amico rimasto invece illeso. Deve aver avuto un malore, ha perso il controllo dell'auto finendo contro un palo e alcuni cassonetti. Sul posto i medici del 118 che non hanno potuto far altro che confermare la morte avvenuta del 60enne. E paura sabato sera invece dopo una festa a Forte Cosenz per un gruppo di ragazzi che mentre andavano a casa sarebbero stati aggrediti e sull'episodio indaga la polizia. Un gruppo di amici tra i 17 e i 20 anni hanno trascorso, come accade spesso, il sabato sera a Forte Cosenz, poco distante dal centro di Favaro Veneto, ma la serata si è trasformata per loro in un incubo. Una volta conclusa la serata qui all'interno di Forte Cosenz, il gruppo composto da una decina di ragazzi ha deciso di andare a casa percorrendo questa stradina e proprio qui sarebbero stati aggrediti da una ventina di persone, per lo più extracomunitari. Dicono che c'erano dei ragazzi moldavi, dei ragazzi romeni, alcuni di colore, i quali hanno intimato a questi ragazzi di dargli il telefonino piuttosto che i soldi, le cuffiette e via dicendo. E poi qualcuno è stato anche malmenato, si riferisce che un ragazzo ha subito una distorsione a un polso, un altro ragazzo un colpo in testa, uno a un dente, insomma sono stati malmenati e salvo poi questi ragazzi scappare. È arrivata la polizia che sta cercando di fare chiarezza sulla vicenda. Gli aggrediti avrebbero riferito di essere anche stati minacciati qualora avessero raccontato l'accaduto, terrorizzandoli. Evidentemente hanno anche un timore, una paura a raccontare quello che è successo. Credo che sia giusto che tutti viviamo in sicurezza, soprattutto i nostri ragazzi giovani, e quindi se da un lato è giusto chiedere che vengano incrementate le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e via dicendo, dall'altro lato è importante anche che venga fatta una riforma importante della giustizia che assicuri i colpevoli alla pena e che la pena sia certa e rigorosa, di modo poi che un domani che le persone hanno commesso dei reati, hanno scontato la pena, non lo facciano più. E questo lo chiediamo con forza al governo, che vengano fatte delle pene certe e sicure. Rimaniamo nel veneziano perché Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno passato al setaccio le strutture extra-alberghiere del territorio per rilevare eventuali irregolarità, ben 76 quelle abusive, locazioni turistiche in particolare. Dall'avvio nel luglio 2022 del piano operativo Back in Venice, attraverso l'utilizzo del sofisticato software per identificare strutture ricettive non in regola, grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza, Polizia Locale, incrocio dati con la Regione, ne sono state scoperte 134 completamente abusive. L'altra grande novità è che in precedenza questa attività era focalizzata esclusivamente sul centro lagunare e su Mestre e che invece per l'estate 2023 è stata estesa a tutte le principali località balneari turistiche della provincia, quindi da Caorle, Bibbione, Jesolo, Cavallino Tre Porti fino a Eraclea, fino ad arrivare a Chioggia. Il caso più eclatante riguarda un B&B a Venezia che ha omesso dichiarazione di ricavi per oltre €500.000 e IVA dovuta per oltre €156.000. I militari inoltre hanno ricostruito ricavi non dichiarati per 2 locazioni pari a €209.000, mentre in un terzo caso è stato individuato un B&B con ricavi non dichiarati per oltre €79.000. Tutte le strutture interessate risultano gestite da residenti in città e qualcuno ha anche provato a fornire spiegazioni alquanto singolari. C'era un locatore che aveva omesso di mettere la targhetta e insomma fa ricorso dicendo che lui avrebbe voluto tanto metterla ma il condominio non gli ha consentito di farlo. E allora noi, per carità, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, e abbiamo detto esibisci il verbale di condominio e capiamo la situazione. Leggendo il verbale di condominio è venuto fuori che il soggetto era il proprietario di 2/3 del valore condominiale e che presiedeva l'assemblea e ha proposto lui stesso di respingere l'autorizzazione. Diciamo una giustificazione simpatica. Durante questi controlli sono stati individuati anche 6 lavoratori in nero, con sanzioni amministrative per circa €27.000 e la comunicazione ai competenti uffici dell'INPS per l'eventuale sospensione dell'attività. Denunciati infine 20 gestori per non aver comunicato all'autorità di pubblica sicurezza i nominativi dei clienti alloggiati.
Altra operazione della finanza, stavolta nel bellunese, allineava le vertebre ma non pagava le imposte. Un operatore olistico di 68 anni con studio a Trichiana è stato scovato dalle fiamme gialle. Prometteva ai suoi clienti di allineare le loro vertebre senza manipolazione ma solo con l'imposizione delle mani e magari in certi casi ha pure funzionato. Peccato che il corrispettivo delle sue prestazioni, 130 euro a seduta, non fosse accompagnato da un documento fiscale, né scontrino né fattura. È così che Manlio Cortina, 68 anni con studio nel proprio domicilio a Trichiana in via Padre Marco Daviano, è finito nel mirino delle fiamme gialle di Belluno. Abbiamo calcolato che circa 3.500 clienti sparsi un po' in tutta la provincia nel giro di 7 anni, quindi diciamo che era riuscito ad avere una certa fama. Una certa fama tra i clienti, ma soggetto completamente sconosciuto al fisco. Un evasore totale in piena regola, visto che a suo nome il centralone, consultato dai finanzieri del comando di via Mezzaterra, non ha restituito tracce di dichiarazioni dei redditi ai fini IVA. Una evasione accertata di quasi €500.000. Abbiamo ricostruito attraverso la disamina delle agendine, block notice che abbiamo rinvenuto nel suo studio e siamo riusciti a risalire a quella cifra non dichiarata nel corso di 7 anni. D'altronde lui riceveva tutti i soldi in contanti, quindi non aveva neanche dei conti correnti. Un giro d'affari supportato da un considerevole passaparola dalla pubblicazione di video e post sulle piattaforme digitali. 3.500 clienti da tutto il Veneto, con una concentrazione particolare nelle province di Belluno, Treviso e Padova. A far scattare la verifica della Guardia di Finanza la richiesta di informazioni al 117. Noi invitiamo sempre la cittadinanza a telefonare appunto al nostro numero di pubblica utilità 117, c'è sempre il nostro operatore in sala operativa H24 che saprà rispondere ad ogni informazione e ogni domanda. Il nome di Manlio Cortina era finito recentemente alla ribalta della cronaca giudiziaria per il caso del pediatra e infettivologo Gian Giacomo Nicolini, diffamato e minacciato su Facebook da utenti Novax. L'operatore olistico di Trichiana è indagato per diffamazione aggravata assieme ad altri 9 internauti, uno dei quali deve rispondere anche di minaccia. Ci fermiamo ora per un rapido break, a tra poco. Di nuovo in diretta edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, parliamo ora del trimestre anti-inflazione, prezzi scontati o bloccati in alcuni supermercati a partire da ieri per 3 mesi come detto. Siamo a Treviso dove i cittadini sembrano intenzionati ad approfittare dell'iniziativa voluta dal governo. Da ieri nei supermercati aperti anche di domenica e oggi in tutti i punti vendita che aderiscono all'iniziativa del governo trimestre anti-inflazione, tra gli scaffali appaiono questi cartellini ad indicare i prodotti i cui prezzi sono ribassati o bloccati per 3 mesi appunto nonostante i rincari. Una misura voluta dall'esecutivo per aiutare le famiglie in un momento in cui il carrello della spesa è sempre più caro. Questo è l'elenco di market e farmacie aderenti consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domenica, primo giorno effettivo, è stata una giornata impegnativa, molti clienti non avevano le giuste informazioni e si aspettavano lo sconto del 10% sull'intera spesa. Abbiamo passato il tempo a spiegare loro come funziona, ci racconta la dipendente di un supermercato. Ma i trevigiani che sono andati a fare la spesa in queste ore hanno visto da vicino l'iniziativa attraverso i cartellini inseriti tra le corsie e c'è chi scopre lo sconto guardando lo scontrino all'uscita dal centro commerciale. Ha avuto un risparmio? Penso di sì, sì. Lo sapeva di questa iniziativa del 3 mesi? Sì, l'avevo sentito. C'erano un po' di sconti oggi. Ho visto i prezzi ribassati, sì. Ben venga, visto quanto costa fare la spesa oggi. Visto il periodo, ben venga sempre. Ho visto che erano parecchi, infatti ne ho approfittato. Deve rinunciare a qualcosa ultimamente per riuscire a quadrare i bilanci? Senz'altro sì, non si può mantenere il ritmo precedente, bisogna cambiare passo. Visto sconti? Sì, all'emisfero del supermercato. Conviene, è una cosa buona? Sì, conviene. Perché costa sempre di più fare la spesa? Sì, dipende poi ovviamente i posti. Sarebbe utile, così vanno incontro anche le famiglie più bisognose. Direi. Perché costa sempre di più fare la spesa? Sì, decisamente di più. Fin qui i supermercati, lo avete visto, del Trevigiano. Adesso andiamo nel Padovano dove la maggior parte dei punti vendita che bloccheranno gli aumenti per 3 mesi non hanno ancora applicato le agevolazioni.
Abbiamo fatto un giro qui a Padova in alcuni supermercati e farmacie e l'accordo scattava da ieri, domenica 1° ottobre, e l'accordo è stato firmato un paio di giorni prima. Ancora molti punti vendita che non sono attrezzati, mancano gli adesivi per le vetrine, mancano le segnalazioni all'interno dei negozi, quindi diciamo che almeno a Padova questa iniziativa deve ancora partire veramente. C'è molta voglia di aderire, l'abbiamo sentito anche in questi negozi, però serviranno ancora alcuni giorni per attrezzarsi. Decine le catene di supermercati, anche le più piccole, che hanno confermato l'adesione, come Despar, Eurospar, Interspar, Famila, Conad, Coop tra le altre, e molte farmacie e parafarmacie. Aspiaga, ad esempio, ci ha confermato che aderirà con tutti i punti vendita, ma i tempi sono stati troppo stretti per partire regolarmente. La firma è del 28 settembre, rispettare il via da domenica 1° ottobre, troppo complicato sul piano logistico. È un accordo che viaggia tutto online, quindi i negozi devono produrre il materiale di comunicazione, applicare le locandine con i colori della bandiera italiana sulle vetrine tra gli scaffali, e per questo in molti casi serviranno altri giorni. Noi abbiamo visitato 5 supermercati di varie marche, alcune farmacie, tutti partiranno tra poco. Non esiste un elenco di prodotti specifico sui quali verranno bloccati gli aumenti, ma saranno decisi da ogni singolo operatore. Prodotti di prima necessità, alimentari e non, articoli per l'infanzia e per la cura della persona. Restiamo a Padova, dove gli studenti universitari tornano in tenda per protestare contro l'emergenza abitativa. Tornano le tende e i sacchi a pelo fuori dal Bola, storica sede centrale dell'Università di Padova. Ritorna la protesta che a maggio aveva visto decine e decine di studenti protestare per un alloggio dignitoso. Mancano posti letto, gli affitti crescono, per una stanza singola si pagano anche 400 o 500 euro al mese. A questo si aggiunge il caro libri. Per gli universitari, specie se fuori sede, studiare sta diventando un peso economico non indifferente. I prezzi sono sempre gli stessi, se non aumentati, diminuiti del 12%. Parliamo di sempre 400 euro al mese per una stanza singola. Di alloggi non ne abbiamo visti, ci avevano promesso il governo e le istituzioni, ci avevano promesso 8.000 posti letto entro l'inizio dell'anno accademico. Ebbene, oggi siamo all'inizio e questi posti letto non ci sono. Gli studenti che questa notte dormiranno sotto il Bo denunciano, oltre al caro affitti, la mancanza di un progetto sulla residenzialità studentesca pubblica e chiedono l'interesse della Regione e dello Stato, accusati di non interessarsi anche sul tema delle borse di studio. Siamo la regione d'Italia con più idonei non beneficiari alla borsa di studio. L'altro giorno, anche se ne è discusso in Consiglio Veneto, l'assessore al bilancio ha dichiarato che ci sono circa 5.000 idonei non beneficiari in tutta Italia, 3.200 solo nella regione Veneto, di cui a Padova 1.995. Stiamo parlando di numeri disastrosi. Gli studenti e le studentesse non hanno ricevuto la borsa di studio l'anno scorso e la preoccupazione è che non la riceveranno anche quest'anno. Una risposta agli studenti viene data dalla rettrice Daniela Mapelli, che spiega come il dialogo tra università ed ESU, l'ente per il diritto allo studio, sia costante. Noi sappiamo che c'è un problema con gli affitti che riguarda anche la città di Padova, anche se non in maniera così importante come in altre città, ma anche da quel versante ci siamo dati molto da fare in collaborazione con l'ESU e quindi con l'ente regionale allo studio, e già da quest'anno ci sono 150 posti in più negli studentati per dormire disponibili. Entro la fine del 2025 in totale avremo più di 800 posti letto in più per gli studenti che appunto vorranno arrivare a Padova. I posti letto e quindi gli studentati non riguardano direttamente le missioni dell'università, ma noi ci siamo rimboccati le maniche, non ci siamo tirati indietro, stiamo collaborando veramente attivamente con l'ente regionale per il diritto allo studio proprio per andare incontro alle esigenze dei nostri studenti. Ora allo stadio Friuli di Udine, dove sono state commemorate le vittime del Vajont.
Il lungo e commovente applauso dei circa 20.000 al Friuli mentre sul maxi schermo scorrono le immagini simbolo del disastro del Vajont. Mancano una manciata di minuti al fischio di inizio del match di Serie A Udinese e Genoa. La Lega Calcio della massima serie ha accolto la proposta di commemorare le vittime del Vajont. Una breve cerimonia. Al centrocampo ci sono tra gli altri Franco De Biasio, superstite del Longarone Calcio, e gli ex giocatori del Roncade San Biagio, l'ultima squadra che l'affrontò prima del 9 ottobre 1963. Ero un giocatore del Longarone. La notte del 9 ottobre 1963, 7 miei compagni di squadra persero la vita. Un silenzio irreale scandisce le parole della lettera di De Biasio. Se n'è andato un pezzo del nostro cuore, vogliamo ricordare i nostri compagni che non ci sono più, con la consapevolezza che disastri del genere non dovranno più accadere. L'abbraccio con Raimondo Giuriato e Franco Fattori restituisce allo stadio Friuli un'emozione che resterà nella storia delle commemorazioni del Vajont. Con il sindaco di Longarone Roberto Padrin, il presidente della Fondazione Vajont Zan Domenico e della FIGC di Belluno Zanin, il consigliere comunale di Artocasso Antonio De Filippo e Nicolas Manarin, assessore del comune di Vajont. Lo sport può fare memoria e questa è un'occasione straordinaria. Oggi ricordiamo 1910 vittime innocenti che persero la vita in quella notte del 9 ottobre 1963. E io vi ringrazio di cuore di questa partecipazione e di questa grande opportunità. Lo sport fa memoria e oggi lo fa in maniera straordinaria. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, adesso le previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al Meteo. È ancora l'anticiclone a dominare lo scenario meteorologico. Bel tempo dunque e caldo estivo fuori stagione. Vediamo il dettaglio di martedì 3 ottobre. Sul Veneto non si escludono iniziali foschie e nubi basse in qualche fondovalle e localmente in pianura, ma in successivo dissolvimento. In seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 10 e 18 gradi, massime comprese tra 25 e 29 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in genere sereno o poco nuvoloso. In montagna qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 25-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato al mattino ma con qualche annuvolamento irregolare a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.